Ecco qua, sono qua con mister Mauro Zini. Allora Mauro, io inizio col dire è una partita anche sfortunata, molto bella quest'anno, oltretutto non gliene va davvero dritta una, ma dimmi tu che hai sicuramente più visione di me, cosa è andato storto? L'hai detto te, sicuramente non è un'annata fortunata. Secondo me il primo tempo l'abbiamo fatto noi e siamo usciti comunque con un punteggio a sfavore e questo dice tutto perché loro il primo tempo hanno fatto pochi tiri in porta e l'hanno gestita noi. Il secondo tempo, nel momento in cui abbiamo detto di alzarci un po' e andare a pressare, ci va di mezzo anche la sfortuna perché abbiamo preso Parecchia. 2 o 3 gol caramboleschi e non ci vogliono, perché se si sommano un po' di disattenzione nostra e un po' di sfortuna il risultato deve essere, è questo, no? E questo ci ha accompagnato in questo girone d'andata. Mi piacerebbe vedere comunque i ragazzi come alcuni momenti della partita, no? Quindi non passivi ma con la voglia e la grinta di dimostrare chi siamo noi, no? Perché non siamo sicuramente né quelli del primo tempo perché abbiamo giocato un po' sottotono al ritmo del Sandrigo, probabilmente era quello che voleva il Sandrigo visto che hanno dei giocatori di qualità sì, però comunque non velocissimi, no? Un po' legati all'età e, e quindi mi sento di dire che potevamo fare sicuramente qualcosa in più anche il primo tempo pur avendolo gestito noi. Il secondo tempo abbiamo pressato, siamo andati più alti, però nei momenti fondamentali abbiamo subito i gol, quindi lì cade un po' tutto quanto il castello di sabbia prefissato e cade. Infatti esatto, tu mi hai anticipato un po' la seconda domanda che volevo farti, ovvero ho visto tantissime volte Sandrigo rallentare, non cercare di profondità, mentre noi cercavamo qualcosa di più, forse proprio ci è mancato anche quella precisione davanti alla porta perché le occasioni sono state innumerevoli, mentre a Sandrigo è stato praticamente serafico, opportunista, è andato avanti su 4-5 volte e l'ha messa dentro, mentre noi ci siamo mangiati qualche occasione di troppo. Sicuramente penso abbiano tirato 10 volte in porta e hanno fatto 6 gol. Noi dall'altra parte abbiamo tirato tantissime volte. C'è stato anche un super català. Un super català che si è svegliato in queste ultime 3 partite, non ha fatto le prime partite all'altezza di Adri che è molto bravo. Però la differenza è anche quella, se uno tira 10 volte e segna 6 gol, bravi, fortuna o non fortuna, noi abbiamo tirato tantissime volte ma non riusciamo a buttarla dentro. Bene, ti lascio andare Mauro, ti vedo anche provato, avanti così Sono però incazzato, non è mai finita, c'è tutto il girone di ritorno, cambierà anche la fortuna, ce lo Speriamo, dai, meritiamo ci qui a vediamo. Monte, aspettiamo. Grazie Grazie. Mauro, alla prossima, Grazie. grazie a voi.